senatore Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle, che peraltro ieri mi pare ha depositato, no, le firme per il referendum sulla giustizia. Lo vedremo e ne parleremo. Buongiorno, bentornato. È giusto dire che questo governo favorisce i ricchi? Mi sembra un po' eccessivo, o no? No, è oggettivamente eccessivo, nel senso che chi guadagna 50.000 euro l'anno, che ha un reddito imponibile di 50.000 euro all'anno, difficilmente si può definire ricco. È anche vero però che la scelta di questo governo è stata quella di trascinare l'effetto della riduzione dell'aliquota dal 35 al 33% fino ai 200.000 euro, che significa che anche chi guadagna 200.000 euro l'anno, e quello sì forse possiamo definirlo, non dico ricco, ma perché poi è un concetto molto restritto, ma sicuramente diciamo uno così, che non ha, difficilmente ha problemi, perché un reddito un imponibile di 200.000 euro all'anno significa almeno 9.000 euro netti al mese. Anche quel cittadino avrà un beneficio dalla riforma fiscale. Ma non i 500 euro fino a 50.000. Non sono mai 500, sono 440 euro. Non è difficile 400. Perché poi sono i due punti, no, cioè le aliquote sono, voglio dire, conosciamo tutte gli scaglioni e le aliquote. Sono 440 euro. Cioè che arrivano fino a 50.000 euro. Una micro rata di reddito di cittadinanza che è stata tolta la diamo a chi guadagna 150.000 euro, un po' meno, perché il decalage è lineare dai 50 ai 200.000 euro. Io dico soltanto una cosa, si continua a parlare di interventi negli anni di questo governo fatti per far pagare meno tasse. La pressione fiscale nel 2025 è la più alta degli ultimi 12 anni, credo. Quindi siamo arrivati a un record di pressione fiscale. Questo è un dato certo, oggettivo. Poi racconteranno la favola che siccome ci sono tanti occupati, no? Sì, allora, perché si dice questo, aumentano le tasse. In realtà, siccome si calcola il rapporto al PIL, io penso che magari a casa non tutti sanno come si calcola il PIL, ma ci sono 3 modi che però coincidono nella cifra finale. Uno di questi è proprio l'aggregato degli stipendi degli italiani. Quindi significa che se io vado a lavorare, prima ero disoccupato, vado a lavorare, è vero che pago tasse, ma è vero che il mio reddito contribuisce alla crescita del PIL, e siccome il rapporto tasse-PIL è quello che conta, non si può dire che perché ci sono più occupati c'è maggiore pressione fiscale, perché è una cosa c'è che maggior gettito fiscale o maggiore pressione fiscale? Una bella lezione di economia c'è maggior gettito, e la pressione fiscale è data dal rapporto tra il gettito fiscale rispetto al PIL. Quindi se aumentano i due, una precisazione, aumenta la pressione fiscale, perché la pressione fiscale è data dal rapporto tra il gettito fiscale e il PIL. Quindi se aumenta il gettito fiscale, aumenta ovviamente anche il PIL, a seconda del modo in cui aumentano proporzionalmente, aumenta o diminuisce la pressione fiscale. In questo paese, in questi 3 anni, è aumentata la pressione fiscale. Questo è il governo che possiamo definire che lei ha tasse. appena detto farà imbufalire Casasco, no? Perché Forza Italia si batte per questa diminuzione delle tasse. Ma io non ho detto opinioni, ho detto dati. No, dati. Casasco, che opinioni. succede? Il governo continua a dire: signori, questa manovra è light, è di 18 miliardi con tutto quello che ne consegue, perché noi abbiamo ancora il fardello del super bonus che non ci ha permesso di adoperare più risorse per altre cose. Lo dico io, è una stupidaggine mondiale. Ecco, aspetti, ma mi scusi, però non si può... ma dico subito a lei, Patuanelli, che quest'anno, che voleva dire? Un flash. 40 miliardi di debito. 40, certo, se non ci fosse il super bonus nel 2026 non avremo un euro in più di spesa possibile, perché incide sul debito e non sul deficit, non avremo spazi finanziari di più, non avremo nessuna risorsa reale. Dire che se non ci fosse il super bonus, al di là degli effetti benefici che ha avuto in quest'anni sul rapporto debito-PIL, sul deficit-PIL, sulla crescita che ha portato, al di là di tutto questo, e Casasco lo sa benissimo, perché tra l'altro ha compartecipato alla realizzazione del super bonus e l'ha sempre detta che descritta come misura positiva. A parte questo, se non ci fosse nel 2026 avremmo semplicemente avremo un impegno di debito in meno che non apre nessun tipo di spazio finanziario e nessuna possibilità di spesa, anche perché altrimenti, Andrea, io le chiedo di trovarmi l'articolo della legge di bilancio dove si coprono questi 40 miliardi. Trovatemi l'articolo della legge di bilancio dove, se io cancello il super bonus del 2026, ho i 40 miliardi da spendere. Trovatemelo e io mi dimetto da parlamentare. Allora, io devo sentire ancora Ilia Romano. Dire sempre fesserie... Do una brevissima... No, scusate, io raccolgo dei fogli. Eccomi. Allora,
intanto lei che è una persona così garbata, Casasco, basta scrivere Andrea Illy Trieste, mandi questo piano al dottor Illy. Ma visto che deve fare un plico per inviarlo al dottor Illy, le posso dare l'indirizzo tra via Molise e via Vittorio Veneto, c'è un ministero che dovrebbe occuparsi di questo, magari se lo riesce a mandare anche al suo collega Urso, perché è lì che dovrebbe essere fatto. L'abbiamo mandato, l'abbiamo mandato a tutti i partiti. Tutti i partiti l'hanno ricevuto, tutti i ministri e tutti i partiti. Onorevole Cadasco, io ho anche visto alcuni passaggi e devo dirti che ci sono tantissime cose che condivido sulle cose che avete scritto. Ecco. Bisogna farle quando si governa. So che non è responsabilità di Maurizio Cadasco. Ma tu sai che ci lega anche un rapporto personale. Assolutamente sì. Di considerazione, voglio dire, su alcuni punti. E mi ricordo benissimo anche però che guardo la legge di bilancio e vedo che il sistema, che l'unica misura vera per le imprese che sono sparite dal dibattito, come posso dire, della legge di bilancio è la questione dell'iperammortamento e superammortamento, che è un sistema che torna a quella che era impresa e industria 4.0, che secondo me funziona per grandi aziende ma non va a toccare invece gli necessari interventi sulla produttività e la competitività dell'ossatura del nostro paese, che sono le piccole e medie imprese, che normalmente hanno difficoltà a fare gli ammortamenti, perché sappiamo benissimo che per fare l'ammortamento devi intanto fare il bilancio, quindi tiri fuori tutto il settore primario. Tutta l'agricoltura italiana non ha più nessun sistema di incentivo all'innovazione e le piccole aziende molto spesso non hanno la capienza fiscale. Prego? L'abbiamo messo per tutti, dice. Intanto l'abbiamo messo, intanto. Noi l'abbiamo messo per l'iperammortamento. Le aziende agricole. Al 180%. Le aziende agricole non possono farlo perché non fanno bilancio e non possono fare ammortamenti. Quindi tutto il settore primario italiano non può avere accesso a quella misura. Bastava rifare Transizione 4.0, che abbiamo fatto tra l'altro assieme a Maurizio quando era in Confab, perché mi ricordo quante riunioni abbiamo fatto al Ministero dello Sviluppo Economico con Maurizio che diceva a passare dai crediti di imposta è la cosa giusta proprio per le piccole e medie imprese. Torniamo a quel sistema lì, perché meglio di niente il superammortamento e l'iperammortamento, ma per aumentare la produttività serve innovazione, perché le aziende piccole possano innovare hanno bisogno del contributo dello Stato. Oggi questa cosa non c'è più. Questo compromesso sul clima, riparto da Patuanelli, no? Cioè l'Europa probabilmente ha capito, sta capendo che se c'è solo la transizione ecologica e non si pensa quindi sostenibilità ambientale alla sostenibilità economica e sociale, si rischia di andare a pezzi. Cioè c'è stata, le chiedo, voi che pure avete sostenuto convintamente tutto questo, una deriva ideologica del Green Deal? No, non c'è stata una deriva ideologica, c'è stato però, e oggi è giusto a mio avviso valutare a che punto siamo arrivati, che incidenza ha avuto sui nostri sistemi produttivi un impianto normativo per ridurre le emissioni. Ed è giusto anche ritarare il modello se questo non ha funzionato. La desertificazione industriale dell'Europa è però, scusatemi, figlia di tante componenti, non del Green Deal, è figlia del fatto che per molti Possiamo anni... dire che il Green Deal ci ha dato il colpo finale? No, non credo che abbia dato il colpo troppo ingeneroso? No, è un po' ingeneroso. Io credo che il sistema che ha portato al mercato unico, che ha avuto dei vantaggi enormi, ma che in qualche modo ha garantito, ha dovuto prendere atto che attraverso la commissione, il commissario della concorrenza, quello, no? Vi ricordate Margaret Vestager era una delle più fervide sostenitrici della necessità di non portare ad accentramento di forze industriali e quindi di concentrazione industriale, guardando soltanto all'interno e non all'esterno. Cioè io mi ricordo quando da ministro avevo la difficoltà di far capire che l'acquisto da parte di Fincantieri di Chantier de l'Atlantique, che era un grande produttore francese, aveva un significato europeo e non si dovevano mettere i bastoni tra le ruote, perché sennò cosa che hanno fatto i francesi peraltro. No, poi... tra l'altro non è stato possibile chiudere quell'accordo appunto, perché si concentrava troppa capacità produttiva, diciamola così banalmente, in un unico soggetto. Ma la nostra sfida non era tra i produttori europei, era guardare ai giapponesi, agli americani, agli cinesi, agli indiani. Sull'automotive, per 100 anni Mercedes, BMW, Audi, Fiat si sono fatte la guerra all'interno del mercato europeo e oggi sono troppo deboli per competere con i colossi cinesi, e questo è il motivo per cui oggi abbiamo delle difficoltà come sistemi produttivi europei, non il Green Deal. Dopodiché che ci siano delle cose che si devono attarare rispetto al Green Deal, però attenzione, oggi sento che l'Italia ha ottenuto il biofuel e quindi una parte, diciamo, di neutralità tecnologica rispetto, va benissimo, ma non è che possiamo pensare che abbiamo risolto il problema, perché
per produrre il biofuel per tutto il parco di macchine italiano avremo bisogno di 19 milioni di ettari di terreni coltivabili. Sì. Significa che non facciamo più bolgari, Però lei sa non facciamo più bolgari, prosecco, barolo, se nebbiolo. dovessimo avere solo macchine niente. elettriche non ci sarebbe energia elettrica sufficiente per il paese. Cioè, secondo me il buonsenso dice ci vuole un mix, no, di cose. Ma certamente il mix energetico è la cosa giusta, ma è anche vero che la battaglia, come dico sempre, tra la molecola, cioè il gas o la benzina, è l'elettrone, la vincerà l'elettrone per una questione di dispersione energetica, di produzione, di costi inferiori. Allora io non so perché mi ha Oggi l'agenda internazionale, non sto affatto dicendo che il tema verde non esiste, però l'agenda internazionale oggi ha a che fare con questioni molto più drammatiche e se noi non potenziamo la sicurezza, non potenziamo la difesa, tutto il resto rischia di essere travolto, cioè rischia di essere percepito come un lusso rispetto alle esigenze di sopravvivenza. Quest'ultima parola ma non è che bisogna essere, non è che per essere bellicista ogni anno muoiono molte più persone per problemi ambientali che di guerre, però. Vallo a dire agli ucraini, scusami, spiegalo a lui, guarda, non ti preoccupare che ti bombardano i russi perché però bisogna spiegarla a tutti, ma bisogna dire anche la verità, perché muoiono molte più persone ogni anno per malattie dovute all'inquinamento che per le guerre. Allora, perché non abbiamo tolto dai bilanci dei paesi gli investimenti proprio per la transizione ecologica e soltanto quelli per le spese militari? Perché non interveniamo sulla sanità scorporando le spese del bilancio dei singoli paesi? Perché quando e lo facciamo soltanto per le spese militari? Quando facciamo la transizione elettrica non imponiamo, perché è vero che non si può fermare probabilmente, ma non imponiamo agli importatori le stessi strumenti che abbiamo in Italia. I cinesi producono con un livello di socialità vicino allo zero, ma se non